Allora, siamo con Antonio Cocco, difensore centrale dell'Ossese, oggi a Usini sconfitta per 2-1, ma tante recriminazioni. Innanzitutto raccontaci l'episodio dell'espulsione, cosa è successo? Mi dispiace perché comunque io ero fuori dal campo perché con un contrasto l'arbitro è entrato il nostro massaggiatore, siamo usciti fuori, siamo rientrati e poi c'è stato un calcio d'angolo, gioco fermo per 1-2 minuti, è venuto l'arbitro, mi ha dato il rosso. Credetemi, non so darvi una spiegazione, infatti ho aspettato alla fine per chiedere spiegazioni, l'arbitro non è riuscito a darmelo, però a prescindere da quello siamo rimasti in 10 da subito, abbiamo sbagliato magari l'approccio come domenica scorsa, però dopo anche in 10 abbiamo mostrato grande carattere, grande voglia di riprendere la partita. Ci eravamo riusciti, poi magari nell'episodio del 2-1 eravamo in 9 fuori il nostro centrocampista, infatti abbiamo preso una bucata centrale che ci ha penalizzato, poi magari abbiamo sprecato troppe energie per riuscire a pareggiare anche 2-2 e ci sta, dai, comunque grande orgoglio, dispiace comunque essere rimasti in 7, però grande orgoglio e grande carattere, questa squadra comunque ne ha da vendere. Ecco Antonio, tu un giocatore militato sempre in categorie superiori, come mai hai deciso di accettare la proposta dell'Ossese? No, grande gruppo, c'è un discorso di amicizia che va oltre il calcio e sono onorato di aver fatto questa scelta perché veramente si va in campo e si gioca con amici e questo comunque nel calcio alla mia età è una cosa bella e un valore aggiunto. Quali sono insomma, gli avversari da temere maggiormente in questo campionato? Anche se penso che diversi attaccanti temeranno più te magari. No, vabbè, comunque anche l'Usinese ha una grossa squadra, un bravo mister, una grossa squadra, la Maccomerese, il Bosa, l'Ilva Maddalena che comunque fa sempre le squadre da vertice. E ce la giocheremo, noi saremo una squadra che magari va in ogni campo e darà fastidio a chiunque e in casa comunque con orgoglio sarà difficile batterci, prometteremo comunque impegno e voglia di vincere, poi comunque il campionato di promozione è difficile, equilibrato, va in ogni campo ed è difficile fare punti e noi daremo tutto per questo, poi alla fine marzo, imparate a marzo, arrivare a marzo, essere tra le prime 2 e le prime 3 e giocarci alla fine con qualcosina in più nelle ultime partite. Ecco, Ossi adesso dopo Usini, insomma l'Interland Sassarese produce delle belle realtà, no, di calcio dilettantistico. Sì, perché comunque ora come ora la realtà del paese è vissuta un pochettino meglio rispetto a magari la realtà della città, vedi Porto Torres, vedi Sassari che magari tolta la Torres e la Telolce che poi magari sono in quelle categorie per altri discorsi, però nel paesino c'è entusiasmo, si vive non per raccontare di Ossi, ma comunque a Ossi c'è proprio voglia di calcio e questo fa piacere, andare al campo, vedere dei tifosi che cantano per te, comunque andare al bar, ci sono dei tifosi che ti fanno i complimenti. Nel nostro piccolo ti rende orgoglioso e queste sono le cose belle del calcio e ci spingono ancora ad arrivare ad andare magari dopo lavoro alle 7:30, allenarti, tornare a casa anche tardi, però ci sono piccole soddisfazioni. Certo. Grazie Antonio, complimenti a te comunque all'Ossese, un grande in bocca al lupo per il campionato. Ciao.